Ecco, allora oggi abbiamo fatto un nuovo impianto, abbiamo piantato le viti, le nuove barbatelle di Garganega, avevamo dei metri quadrati da sfruttare, abbiamo fatto questo nuovo impianto. Siamo andati quindi a mettere in campo queste barbatelle e il risultato è appunto questo, delle file dove abbiamo l'apparato radicale inserito nel terreno e resta su quei 7, 8, 10 cm al massimo, seconda un po' anche un attimo dell'andamento del macchinario, ma sono state messe giù veramente bene e quindi ci sono buone prospettive per il germogliamento. Prima di fare un nuovo impianto bisogna preparare la terra per raccogliere in modo corretto le barbatelle. In questo caso noi abbiamo fatto una ripatura con appunto un ripuntatore in modo tale da andare a fare dei solchi, a tagliare la terra e creare quindi un arieggiamento del terreno. Siamo passati con l'aratro e poi abbiamo passato un erpice rotante che va a sminuzzare le zolle. In questo modo il terreno è rimasto bello soffice, quindi adatto ad accogliere nuove barbatelle in modo tale da metterle in condizioni dopo di esprimere meglio l'apparato radicale, sviluppare l'apparato radicale e poter partire nel modo corretto. Ecco, le barbatelle che andiamo a piantare, che praticamente si piantano in questi anni, sono fatte da due componenti. Abbiamo una componente di vite americana e una componente di vite europea. Praticamente la vite americana è responsabile dello sviluppo dell'apparato radicale, mentre la porzione finale apicale, diciamo, della vite europea serve proprio per dare il frutto che l'azienda ha scelto, quindi può essere in questo caso Garganega, in altri casi sono appunto varietà europee che portano infatti la formazione dell'uva. In pratica noi andiamo a mettere nel terreno la parte appunto radicale dove ci sono le radici, quindi la parte diciamo del clone americano. Questa componente americana è stata innestata perché nell'Ottocento si è visto che c'è stato un grosso attacco di fillossera a carico delle viti europee, perché venivano attaccate le componenti radicali appunto della vite europea e creavano quindi danni alle produzioni, veramente mettendo a rischio la produzione di uva in Europa. E si è visto che invece le viti americane erano resistenti per quanto riguarda l'apparato radicale a questi attacchi di fillossera, per cui si è arrivato sperimentando a questa fusione, quindi una parte resistente agli attacchi di fillossera a livello radicale usando l'incrocio, diciamo la componente americana, e innestando su questa una componente aerea europea che quindi in questo modo non veniva attaccata dalla fillossera. Quando si va a fare un nuovo impianto è importante andare a scegliere come assemblare in modo corretto la barbatella. Praticamente bisogna andare a scegliere sia la parte americana sia la parte europea. Per quanto riguarda la scelta della parte europea, lì l'azienda andrà a scegliere in base alle sue necessità produttive, se ha bisogno di un'uva bacca bianca o bacca rossa, e all'interno di queste sottoinsiemi, quindi uva rossa e uva bianca, si andrà poi a scegliere appunto la varietà specifica di cui si ha bisogno. In questo caso noi abbiamo scelto la Garganega. Per quanto riguarda invece la scelta della componente americana, quindi del porta innesto, lì ci si basa su una scelta di questo tipo, cioè ci sono varie tipologie di porta innesti che si vanno a scegliere in base alla vigoria del terreno, quindi saranno degli porta innesti più strutturati che daranno delle viti più robuste, con un apparato radicale molto sviluppato, che magari serviranno in terreni più magri, meno ricchi di sostanza organica. Invece se siamo in presenza di un terreno molto, molto vigoroso, chiaramente in quel caso il porta innesto dovrà essere un po' meno vigoroso. Ogni barbatella quindi avrà, o meglio, ogni lotto di barbatelle che andiamo ad acquistare dal vivaio verrà allegata una carta d'identità. In questo caso si chiama proprio passaporto delle piante. Ogni mazzetto composto da 25 barbatelle è legato e viene anche consegnato questo appunto bigliettino, dove di fatto è una sorta di carta d'identità dove ci sono riportate tutte le caratteristiche tecniche che descrivono la barbatella che abbiamo acquistato. Ecco, in questo caso appunto questo è quello che dicevamo prima, il passaporto delle piante. C'è una certificazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale e in questo caso appunto viene riportato tutte quelle che sono le indicazioni importanti, appunto la varietà Garganega,
il portainnesto 420A, che in questo caso è un portainnesto non estremamente vigoroso, con cui noi ci troviamo bene per esperienza, poi ognuno chiaramente avrà la propria esperienza e le proprie esigenze. La quantità 25, questo è il famoso mazzetto di cui parlavo prima, attorno al quale viene legata questa di fatto carta d'identità. E paese di produzione Italia, il produttore, questo qua sarà la sigla del vivaio, e poi un lotto che certifica appunto che si può risalire alla produzione di queste barbatelle. Ecco, allora adesso qua vedete tutta questa fila di barbatelle piantate dove emerge la parte verde. Questa parte verde non è altra che una cera che viene applicata nel momento in cui si va ad assemblare la barbatella, e serve per andare a proteggere la vite stessa dalle basse temperature, perché questa operazione di piantare un nuovo vigneto si può fare anche nei periodi invernali, e in questo modo diciamo che la vite rimane abbastanza protetta dalle basse temperature, per cui si può andare anche sotto lo zero senza problema, mentre la porzione che non viene coperta di cera chiaramente è già interrata e la terra fa da coibentante, per cui non subisce lo stress termico. Invece nei decenni scorsi, quando magari non si applicava la cera, e parliamo veramente di anni e anni fa, si andava a piantare le barbatelle e dopo si faceva una baulatura in modo tale da nasconderla, la vigna stessa, e proteggerla attraverso la terra dal freddo. Di fatto in primavera bisognava passare a scalzarle in modo tale da farle arieggiare e farle ripartire, insomma farle germogliare. E c'è un aneddoto che il papà ci raccontava, che c'è stato un anno in cui loro sono venuti a scoprire in primavera le vigne, ma non le hanno trovate perché qualcuno le ha di fatto rubate. Nella nostra azienda noi stiamo ormai impiantando da anni le viti con questo sesso di impianto, cioè un 2,60 m di larghezza del filare per un 90 cm tra una vite e l'altra. Ormai è da anni che si piantano le viti in questo modo, cioè con un macchinario fatto con un vomer che fa il solco, attaccato chiaramente al trattore, un vomer che fa il solco guida, e all'interno del quale vengono, attraverso una ruota addentata con delle pinze, inserite le barbatelle nel suolo. Il macchinario è comandato, diciamo, da un sistema GPS al quale vengono fornite le indicazioni delle modalità di impianto, quindi la larghezza del filare e la distanza tra una pianta e l'altra. Noi nel nostro caso appunto abbiamo questo sesso di impianto, ma quel macchinario si può adattare a qualsiasi sesso di impianto. L'importante è inserire in modo corretto i dati, e poi l'operatore seguirà chiaramente le indicazioni che il macchinario stesso gli darà, in modo tale che dopo le viti vengano distribuite in modo equidistante, a una profondità corretta e a una distanza tra un filare e l'altro che sia sempre quella. Chiaramente in questo caso noi abbiamo piantato un piccolo appezzamento, per cui non è così intuibile la genialità di questo macchinario, ma voi immaginate di piantare diversi ettari in un giorno solo, piantati in modo corretto, con una squadra perfetta, a una distanza corretta e sempre quella costante. Viene fuori veramente un lavoro eccezionale, che in quel caso veramente l'operatore da solo, quindi un lavoro manuale, sarebbe impensabile, ci si metterebbe troppo tempo e probabilmente il rischio di errore è altissimo. Quindi in questo caso veramente la tecnologia e i macchinari hanno dato veramente una spinta notevole a quello che è questo tipo di lavoro, ma soprattutto a quella che è la qualità e la precisione di questo lavoro. In pratica lì abbiamo piantato le nostre 5 file di nuove barbatelle che vanno a ampliare quello che è questo vigneto che c'è qui, ed è sempre Garganega. Prossimo lavoro che dobbiamo fare per completare l'impianto chiaramente è quello di andare a piantare i pali, piazzare i fil di ferro all'altezza giusta e mettere il sistema irriguo. In questo caso abbiamo tutto un sistema a goccia, e poi di fatto il nostro impianto è finito, e dopo inizia tutta la parte di allevamento della vite. Bene, grazie di essere stati con noi e ci vediamo alla prossima puntata.